C'entro anch'io, c'entro anch'io. Rieccoci a Centro Anch'io, vedete alle mie spalle la scritta Borgo Trento, è il quartiere di oggi prima del nostro proverbio dialettale. Storicamente il quartiere di Borgo Trento è stato a lungo la via d'ingresso posta a nord della città. Il nucleo antico risale al XIV secolo e si è sviluppato grazie alle attività artigiane sorte lungo il fiume Garza. Possiede tuttora le caratteristiche del borgo, abitazioni civili coesistono con attività artigiane e commerciali fin dall'Ottocento, in cui era una stazione di cambio cavalli. Negli anni 30 del Novecento il quartiere si è accresciuto grazie alla tranvia della Valtrompia, che fermava anche qui. Tale circostanza favorì l'insediamento di nuove attività commerciali e produttive. La comunità è connotata da forte coesione sociale e attaccamento alla tradizione. Numerosi sono gli scorci caratteristici in cui il tempo sembra essersi fermato. Mars marsot tatel de come la notte, e questo proverbio lo abbiamo chiesto a gente e persone sedute a tavola comodamente a cena in un posto molto carino. Oggi siamo venuti qui alla Commedia delle Pentole a rompere le scatole a Susan, che è simpatica e disponibile qui, pronta per cenare. Hai già scelto, Susan? Non ancora. C'è tanto assortimento, Sì. è tutto di qualità. Allora, cara Susan, vediamo un po', tu capisci un po' il dialetto bresciano? Sì, lo capisco un po' così. Allora, Parlarlo mi è più difficile. è più difficile parlarlo. Brava, si dà da fare, si applica. Allora, guarda, siamo sui mesi qui. Stiamo parlando di mesi, di stagioni. Dai, prova a leggere. Mars, marsot, tatte el de come la notte. Allora hai capito qualcosa, Susan? Mars è il mese di marzo. Marzo, sì. Marzo, marsot, ma sì, marzaccio, marzetto, insomma è un alterato di marzo. Tatel de come la notte. Te lo dico come la notte? No. Te lo dico come la notte. Come la notte. Sì, all'incirca, non proprio così, però un pochetto si somiglia. Va bene, ci siamo, si parla di ore di giorno, praticamente le ore del giorno, le ore di luce sono tante come quelle di buio, quindi c'è una certa parità tra la giornata. C'era. La notte c'era, Okay. La notte è piccola per noi. Ora siamo in compagnia della signora Carmen, voi avete già scelto, avete già ordinato? Sì, possiamo sapere che cosa ha ordinato, signora Carmen? Ho ordinato il baccalà con la polenta. Fa venire fame, qua è molto buono il baccalà con la polenta. Lei conosce la Commedia della Pentola, è la prima volta che viene? È la prima volta che vengo, sì, è la prima volta. Benissimo, allora complimenti per la scelta e buon appetito appena arriva. Nell'attesa, signora Carmen, così per ingannare un po' il tempo, proviamo a cimentarci con questo proverbio dialettale. Proverbio, un modo di dire, non è proprio un proverbio. Mars, marsot, tatel de come la notte. Hai capito qualcosa, signora Carmen? No, tatel de. Tatel de come la notte. Circa. Beh, qua è il mese di marzo. Marsot. Sì, è un alterato di marzo, quindi marzaccio, marzetto. Tutto il giorno come la notte. Tatel de, tanto il giorno. Tanto il giorno come la notte. Ovvero. Non conosco il dialetto, però sono bresciana ma non conosco il dialetto. Lei è di Brescia. Sì. Qualcosa capisce però. Sì, lo capisco, ma non... No, te l'ha capito. Sì. Grazie a tutti, dalla Commedia delle Pentole è tutto, alla prossima, ciao.